Tribunale. Allora, stavamo collegati con Enrico, no? No, scusami, con Massimiliano. Allora, possiamo ricollegarci con il sito di, mi sembra che fosse Nuoro, no? Dove è collegato questa Monica Massimiliano. Sito di Terni? Scusate, di Nuoro? Sì, noi siamo presenti. Sì, allora guardi, parli un po' lentamente perché lei si capisce molto poco. I trascrittori mi dicono che hanno difficoltà poi a comprendere per la trascrizione. Ok, va bene. Prego. La CDU è venuta a raccontare la favola di Cenerentola. Non abbiamo capito niente, non si capisce, non so se... Vabbè, ma questo già ce l'ha raccontato. No, no, vabbè, per farvi capire, no. Sì, no, perché queste cose la Ceroni più o meno ce l'ha già dette. Cioè, queste sono le dichiarazioni, no? Poi diciamo così, il Tribunale deve, non è che può acquisire ulteriori dichiarazioni. Siete anche, va bene. nel senso, se è una cosa nuova che non avete evidenziato, un ultimo appello, per carità, voi avete il diritto di parlare e non voglio togliervi la parola, però cerchiamo un attimo anche di essere... Allora, il PM sull'estorsione che dice di aver subito il Fazzari, dice che la verità è quella che ha raccontato il Fazzari, perché la Ceroni dice che i soldi sono stati dati a un bar a San Paolo, dopo qualche giorno, perché quando è venuto all'infernetto non aveva i soldi disponibili. Il Fazzari invece fa un'altra versione, anzi ne fa due, perché prima dice che ci siamo messi Presidente, chiedo scusa, siamo costretti a intervenire di nuovo. Le dichiarazioni spontanee sono un istituto dal quale stiamo andando fuori. Diciamo, allora, queste sono le ultime dichiarazioni, non è che io voglio chiudere la parola del tutto, li sto invitando a cercare di comprendere. Sì, però se facciamo una lettura comparativa delle prove... No, ma anche perché è già stata fatta l'altra volta, già hanno fatto delle dichiarazioni, hanno fatto anche qualcuno di loro, ha fatto memorie scritte. Cioè, evitiamo di essere ripetitivi, no? Cerchiamo un attimino pure di andare ad una sintesi. Vuole dire qualcosa di particolare, diciamo, no? Sì, signor Presidente, se mi fate finire di parlare ve lo dico, se mi fermate non anche perché già ci sono state le arringhe dei difensori, ha capito? No, questo passaggio è stato saltato. Scusi, se dovete questo passaggio è stato saltato, Presidente, ecco perché lo voglio dire io, è stato saltato questo pezzo. Non l'ha detto né la difesa né il pubblico ministero. Ma io non so, i difensori, così come il pubblico ministero, hanno scandagliato ogni vicenda, chiaramente dal diverso punto di vista delle parti, in modo molto puntuale, quindi... Signor Presidente, perché il Fazzari dice che è venuto all'infernetto nel maggio e giugno del 2011, ma io non ci stavo, come fa a venire là? E ci sono gli scontri, c'avevo la sorveglianza speciale. Quando sono uscito dal 2010 fino al 2012, Vicolo di Portafurba 59, la Cerreoni Debora dichiara in questo processo che siamo andati a vivere nella casa dell'infernetto nel 2012. Com'è possibile che Fazzari è venuto maggio-giugno del 2011, signor Presidente? Com'è possibile? Ecco perché dovevo parlare. È impossibile perché maggio-giugno io all'infernetto non c'ero, ma anche lui dice a cena addirittura, ma io ho la sorveglianza speciale dove potete andare a controllare che io sono sempre stato corretto, non ho mai trasgredito nessuna cosa. Ma poi il Fazzari dice che mi conosce benissimo. Ma cosa ha raccontato di me il signor Fazzari? Quanti incontri ha avuto con me? Dove ci siamo visti? Ma stiamo giocando con questo processo. Il Fazzari che è venuto a maggio quando io non ci sono. Con chi ha parlato? Fatemi capire voi con chi ha parlato. Ecco cosa volevo dire. Se il pubblico ministero si ferma e non va a vedere che la sorveglianza speciale è da fino al 2012 all'infernetto e la Cerreoni Debora lo dichiara, siamo andati a vivere all'infernetto dopo il 2012. Io come faccio a trovarmi maggio-giugno all'infernetto? Ditemelo voi, signor Presidente. Io non ho più parole come andare avanti. Un attimo che vado avanti.
La signora Cerreoni e il signore Fazzari erano d'accordo su tutto, e ve lo spiego pure, perché ci sono sulle carte scritte le cose, non lo dico io, non lo sto dicendo io, le carte le dicono. Rileggo tutte le carte, signor Presidente, e io le ho lette tutte, perché mi trovo in carcere, innocentemente, solo perché ho amato una donna e mi ha fatto la cattiveria, punto, solo per quello, e controllate tutte le carte. E poi se voi andate a controllare, nello stesso periodo sia la Cerreoni e sia il Fazzari hanno iniziato a collaborare insieme, sia la Cerreoni e sia il Fazzari hanno chiesto l'esclusiva per tenersi i figli. Questo non lo dico io, lo dicono le carte. E un'altra cosa importante, signor Presidente, in questo gioco volevano mettere anche la Ranieri, ma la Ranieri non ha voluto partecipare a questo gioco, e ci stanno le intercettazioni dove il Fazzari, che stava collaborando, non so come ha fatto a telefonare alla Ranieri, perché quando sei sotto collaborazione non puoi sentire nessuno, ha telefonato alla Ranieri minacciandola di collaborare, perché sennò anche lei sarebbe messa in questo processo. Ma di cosa stiamo parlando, signor Presidente? Minacciando una persona, il Fazzari, dicendo collabora insieme a noi. Ma stiamo giocando veramente. 30 anni l'ha chiesto il pubblico ministero, 30. Poi un'altra cosa importante, signor Presidente. Ci sono i verbali che non dicono, non lo sto dicendo io. La Cerreoni nel verbale del 4 agosto 2015, la Cerreoni dice: il Fazzari e la Ranieri avrebbero dovuto pagare 500 euro mensili per l'affitto di casa, che in realtà non pagavano mai, e mi chiedevano di dire a Massimiliano che i soldi mi ridava. Mi scusi, signor Presidente, una riflessione, ma se quei soldi servivano alla Cerreoni per andare avanti, perché doveva venire a dire una bugia a me, dicendo sì, non ti preoccupare che Massimiliano i soldi, il Fazzari e la Ranieri i soldi me l'hanno dati? Per quale motivo? Ci servivano per andare avanti, l'abbiamo sentito, ma non solo. Poi, sempre nel verbale della Cerreoni Deborah 5/8/2015, pagina 3 e 4, cioè qui è una cosa assurda che nessuno se n'è accorto, però va bene. Massimiliano Fazzari ha avuto sempre in mente di mettere in mezzo Sergio Gentillucci, addirittura volevo che io mi facessi trovare a letto con lui e mi avrebbe fatto le fotografie e poi ricattarlo. Ma Presidente, Fazzari che dice che ha paura di me e della mia famiglia, va via la Cerreoni, fatti fotografare mentre fai sesso con Gentillucci, senza aver paura che la Cerreoni poteva dire: oh, a me o a qualcuno della mia famiglia, guarda che il Fazzari mi sta dicendo queste cose. No, assolutamente no, controllate queste cose. Questo è quello che combinavano il signor Fazzari, la signora Cerreoni Deborah e la signora Ranieri, ma non è ancora finito qua. Se leggete anche nella lettera del 13 maggio 2014, signor Presidente, che è molto importante, la Cerreoni scrive: io e la Ranieri dovevo andare a letto con una persona importante. Ma di che stiamo parlando, Presidente? Una donna che scrive al proprio compagno: io dovevo andare a letto con una persona molto importante. Ma di che davvero, io non ho parole. Ma non è finita qua, signor Presidente. Sempre la Cerreoni nel 5/8/2015, pagina 2 e 3, leggete che si parla di un film porno fatto per ricattare la Ranieri. E chi l'ha fatto questo film porno? Checchi Fabrizio, quello che mi accusa per estorsione,
che poi il male mio non l'ha mai fatto. E andiamo avanti. Dopo che è stata ricattata, basta che leggete quel passaggio, il Checchi e la Ranieri non si sono più parlati, signor Presidente. E da lì è scattata l'estorsione fatta dal Fazzari e dalla Ranieri, che poi alla fine il PM lo contesta a me. Leggetele quelle cose. 5 agosto del 2015, pagina 1, pagina 2, 3, 4 e 5. Leggete cosa dice la signora Ceroni Verbora. Si prostituiva, e non aveva paura il Fazzari che diceva quelle cose. Tanto si stavano tutte sulle colpe sui Casamonica, i Casamonica sono cerca un attimino di essere, conforme al ruolo che sta assumendo, non può fare invettive utilizzando l'arma delle dichiarazioni spontanee. No, io sto leggendo quello che ha dichiarato la signora. Non si può mettere a rileggere tutto, abbia pazienza. Ci sono state occasioni nel processo in cui lei avrebbe potuto intervenire a tema, diciamo. Adesso cerchi, vuole fare un appello finale, faccia l'appello finale, ma non è che ci possiamo e usi anche un tono un attimino diverso, per favore. Ma io sono usato un tono normale. No, lei non sta usando un tono normale. Io sono comprensiva perché capisco le condizioni anche psicologiche di ognuno, però se vuole dire qualcosa che non ha già detto di significativo, ma non lo può dire certo dopo. Quante udienze abbiamo fatto? Abbiamo fatto quasi 2 anni di processo, abbia pazienza. Presidente, ci sono migliaia e migliaia di carte, io sono migliaia di carte, il Tribunale le migliaia di carte le ha lette, le leggerà, si farà le proprie valutazioni. Se continuiamo... io sono andato a trovare adesso. Va bene, andiamo avanti, comunque adesso l'ho spiegato benissimo. Il PM insiste dicendo che... No, ho finito quel pezzo, vado avanti, posso? Prego, però cerchi di mantenersi sul terreno anche del fatto che è una dichiarazione spontanea all'esito delle reciproche discussioni. Sì, signor Presidente, ma io sto cercando... la pubblica accusa. Sì, ma io sto cercando solo di difendermi, questo sto cercando. Il PM insiste dicendo che il mio lavoro era fittizio, in quanto in 8 mesi di intercettazioni ha riscontrato 4 o 5 volte che la cellula del mio telefono agganciava quella di via Tuscolano. Questi sono i riscontri che ha portato il PM. Ma non sono mai venuti i carabinieri a controllarmi se stavo nel posto a lavorare, mai. E ho portato alla corte sia le foto del mio lavoro che di quello delle navi ragazzi, che allenava una squadra di calcio e qui allenava i portieri, che si trovava vicino vicolo di Portafurma. Poi il PM ha portato il rigetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti di Casamonica Rocco, dove dice che l'istanza viene rigettata in quanto il lavoro è fittizio. Lo stesso Tribunale di Roma di sorveglianza a me mi dà merito per quello che ho fatto. Guardi, sia nel lavoro e sia... ha già prodotto tutta la documentazione, questo tema è stato già affrontato, abbia pazienza. Cosa vuole dire ancora? Dopodiché insomma le tolgo la parola perché mi pare che sta dicendo cose che già sono emerse, sono state dette, la sua difesa le ha dette, i suoi testimoni l'hanno detto, insomma, o quelli che sono stati comunque sentiti. Casamonica, sono l'avvocato Naso. Ecco, lei in questo processo per sua sventura è l'imputato e io per mia fortuna sono il difensore, quindi non cerchi di rubarmi il mestiere, per cui concluda se deve concludere in questioni di fatto che attengono al processo, ma l'avvocato lo lasci fare a me, che forse presuntuosamente so farlo un po' meglio di lei. Grazie. Ho capito benissimo, avvocato. L'ultima cosa allora che dico, visto che mi contestano l'associazione mafiosa, ricordo a questo tribunale, anche se è stato detto più volte, che la Ceroni Verbora ve l'ha spiegato benissimo, ogni volta che sono stato detenuto, mai nessuno della mia famiglia mi ha aiutato economicamente, né a me che ero detenuto né a lei che era a casa, e per andare avanti si doveva vendere l'oro nostro. Grazie signor Presidente.
Allora, mi pare che c'era Casamonica Sara che aveva detto che voleva fare una dichiarazione. Si può avvicinare qua al microfono del suo difensore? Mi scusi signor Presidente, anche da Roma Rebibbia, Casamonica Si può anche Salvatore. mettere qua. Signor Presidente, mi sente? Sì, ma lei va in coda perché quando è stato chiamato non c'era, quindi adesso un attimo. No, sì, perfetto, quindi ci avvisa lei. Sì, certo. Perfetto, grazie, buon lavoro. Prego. Buongiorno signor giudice, le preannuncio che non ci metterò tanto, ma spero di essere breve nel parlare. Tengo a precisare le cose per il verso giusto. Sono stata accusata dell'articolo 416 della legge italiana per aver scritto una lettera a mio suocero, Casamonica Giuseppe, detto Vitalo, che tutto sarebbe stata tranne interpretare le mie parole, con tutt'altro ad aver giurato una presunta promessa di fedeltà a lui, cioè di garantire il mio supporto al di fuori dal carcere, all'associazione, quanto non era così. Vi siete basati su cosa? Quali riscontri, oltre a aver aperto casa, avete avuto? Ci sono state conversazioni dove dico io personalmente sono disponibile per qualsiasi cosa o qualche altro tipo di supporto. Come l'avrei aiutata? In quale modo questa associazione? Facendo cosa? Così le allego le foto che ritrae Casamonica Guerrino, Tolli Katia, Casamonica Giuseppe, il mio convivente Casamonica Emanuel, con solo la presunta promessa che fu pubblicata da me su Facebook. E poi le stesse parole mandate da me a mio suocero. Sta a voi giudicare se questa è una promessa o le parole di una ragazza di 19 anni rimasta da sola con un bambino di 1 anno e mezzo e mio cognato di soli 14 anni. Ho solo detto che mi mancavano e che li avrei aspettati, tutto qui, per fargli capire che non sono tutti maligni e vedono in loro le persone malvagie. Ho finito con il punto 1. Punto 2. Mi è stato dato l'articolo 390 e 378, 1 e 2 per il favoreggiamento della latitanza di mio cognato e il mio convivente, quando io, essendo ancora residente in quell'abitazione ed essendo già lì giorni prima dell'esecuzione con il mio convivente, non sapendo che fosse ricercato, visto che sì, ne parlavano tutti i canali notiziari, che era stata eseguita una grande operazione e che c'erano latitanti altre persone, ma non dicevano i loro nomi. Mio cognato si è presentato a casa la sera prima dell'arresto, abbiamo cenato e siamo andati a dormire. La mattina abbiamo trovato le forze dell'ordine, dove mia madre con molta cautela ha aperto la porta, ma non perché, come dice il PM, sapesse che c'erano dei latitanti, ma perché era abituata, avendo avuto anche lei dei problemi con la legge ed avendo avuto qualche visita delle autorità, chiamiamole così, era abituata. Mia madre con tutta questa situazione non c'entra assolutamente niente e questo l'abbiamo ribadito tantissime volte. Chiudo questo punto ed infine finisco qui. Per la occupazione della casa, io prima di rientrare a casa ho chiamato non una volta ma più volte alla questura di Frascati dicendo chi ero e da dove telefonavo e cosa volevo. Loro mi hanno risposto che le chiavi non le trovavano e forse avrei dovuto provare all'agenzia dei beni confiscati, pur avendo detto il giorno dell'arresto che dopo una settimana ce le avrebbero ridate, ma comunque se volete potete chiedere alla questura di poter rintracciare i tabulati del mio vecchio numero, visto che il mio cellulare non era intercettato. Io ho sempre detto che mi sarei messa dentro, perché non avevo una casa dove andare, perlomeno. Non volevo mettere nei casini mia madre un'altra volta, dopo l'esecuzione che le era stata fatta a casa, anche perché, non avendo messo un foglio di sequestro, come in tutti gli altri stabili sequestrati in vicolo di Portafurba 55L, c'era solo un catenaccio, anzi 2, e vi produco in allegato le foto dove si vede benissimo, anche se è una foto scattata pochi giorni fa, al suo tempo erano messe nello stesso modo. Avendo tutto lì dentro e 2 bambini, loro mi risposero, non so che dirle signora. Avevo solo 19 anni e non sapevo cosa fare, se avrei voluto fare qualcosa di illecito non avrei allacciato un contratto telefonico intestato a me, per poi mandarla al carcere per poter fare le chiamate. Oppure scrivendo, sapendo che la posta era controllata, dove dicevo che finalmente era a casa, poi forse sbaglierò io a dire la verità. Però sono andate così le cose. La casa in vicolo di Portafurba ancora non è confiscata in via definitiva, è ferma al TAR. Ci sono ancora delle udienze in corso e può chiedere al mio legale. Io, signor giudice, non ho garantito nessun supporto a questa presunta associazione, avevo solo bisogno di un posto dove stare. Però se ho sbagliato con la legge ed ho infranto questo articolo con la rioccupazione, pagherò, ma che mi venga contestato solo questo, senza tutto il resto che mi è stato dato. Grazie della vostra attenzione, signor giudice. Si può accomodare? C'era Casamonica Salvatore da Rebibbia. No, guardi, noi non possiamo più prendere niente. I suoi legali lo sanno benissimo, quindi prego. Allora, c'era Rebibbia, Casamonica Salvatore, classe 88, che voleva fare una dichiarazione?
Buongiorno signor Presidente. Prego. All'illustrissimo Presidente della Corte, sono Casamone Salvatore, detto Andrea, mi dichiaro innocente del reato di 74. Non ho mai fatto parte di un'associazione. Il reato di cui vengo accusato di associazione non mi appartiene. Sono abusatore di sostanze stupefacenti, cocaina e cannabinoide. Mi sono stati contestati in passato episodi di spaccio che ho patteggiato per chiudere i conti con la giustizia. Ho avuto problemi psichiatrici che riversavo nello stupefacente che oggi sto curando. Mai ho pensato di far parte di un'associazione da cui mi dichiaro innocente, rimettendomi alla clemenza della Corte. Grazie signor Presidente. Va bene, mi sembra che li ho chiamati tutti. Ah, Luciano, sì, Casamonica Luciano, aveva detto che voleva da Caltanissetta. Salve signor Presidente, no, ha parlato col proprio legale, non vuole renderlo, la prossima volta. Va bene, magari. la prossima volta. Salve, magari non lo so. Va bene, ma non vuole renderle. Non so, l'unica cosa, Spada Domenico aveva chiesto più volte durante la discussione, gli avevamo detto che durante la discussione, come riteniamo, non si possa interrompere. Se vuole adesso fare una dichiarazione, ha la parola. Sì o no? Presidente, la ringrazio, ma ho confidato nei miei avvocati e confido nella giustizia, la ringrazio. Grazie. Allora, il Tribunale aveva già preannunciato che non era certo che oggi avremmo potuto concludere e quindi andiamo ad una data di settembre immediatamente dopo il periodo feriale. La data purtroppo è unica perché non abbiamo trovato altre disponibilità, non c'è un'aula con la videoconferenza capiente abbastanza, insomma, per accogliere tutti che sia libera, quindi il 20 settembre. 20 settembre è l'unica data possibile. Mi scusi, signor Presidente, da Lecce. Sì, scusi prego. se la interrompo. Però c'è Spada Ottavio perché me l'ha chiesto proprio in questo momento, vuole rendere dichiarazioni spontanee. Va bene, diciamo però velocemente, è già intervenuto. Prego. Buongiorno signor Giudice, buongiorno alla Corte. Io gli volevo fare una domanda, io ho fatto un'istanza di avvicinamento con loro, in quanto è 1 anno e mezzo che non vedo i miei figli, che ne ho 3, sono tutti e 3 minori. E da quando è morta mamma che io non faccio i colloqui. È 1 anno e mezzo, se gentilmente mi può rispondere positivamente all'istanza che io ho inoltrato. Va bene, adesso valuteremo tutte le istanze che sono arrivate in questi ultimissimi giorni. Allora, quindi Grazie udienza il mille. 20 settembre all'aula Bunker B di Rebibbia. Sì, facciamo direttamente 9:30, è inutile fissare alle 9, tanto... Chiedo scusa Presidente, Prego. un'udienza nei primi giorni di settembre non è possibile. No, non ci sono aule disponibili. Poi la collega è di riserva tutta la prima settimana di settembre, quindi diciamo arriviamo all'udienza del 20, che è l'udienza immediatamente della settimana successiva. Non è proprio possibile prima. Perché sono 2 mesi. Lo so, avvocato, che le devo Non dire? sono- non Già sono oggi pochi. noi siamo in periodo cuscinetto, abbiamo fatto udienza in periodo cuscinetto. Da lunedì siamo in periodo feriale e poi comunque diciamo non possiamo concludere oggi perché evidentemente, come avevamo già preannunciato, penso che voi siete avvocati, no? Tutte le parti sono persone che comprendono, diciamo, che se il Tribunale non ha concluso, pur avendo fatto di tutto per concludere, è perché ha bisogno di ulteriori elementi, diciamo, e tempo. Avevo già detto che avevo già preannunciato questo in tempo che non sospetta, che probabilmente andare fino al 14 luglio con le discussioni avrebbe messo in grande difficoltà ma il Tribunale. questo me lo ricordo. Anche perché ci sono stati impegni collaterali, non è che da 14 luglio ad oggi abbiamo potuto solo parlare di questo processo. Questo Quindi, me lo ricordo, ma speravamo che questo rinvio Sì. avvenisse entro il mese di luglio, alla fine del mese di luglio, cioè se non riuscite a prendere una decisione il Avvocato, 23. sia gentile, se abbiamo indicato il 20 settembre perché evidentemente questa possibilità non c'era. Vabbè, io questo lo capisco, però lei avrà visto che quasi tutti gli imputati, perlomeno quelli che hanno parlato, sono in una condizione di esasperazione e lo sa perché fanno tutte queste dichiarazioni spontanee. Questo sia chiaro. No, però avvocato, così lei mette in difficoltà il aspetti, Tribunale, non perché noi siamo stati, mi scusi un attimo, noi siamo stati molto corretti l'altra volta nel dirvi che forse non ce la facevamo. D'altra parte lei sa benissimo che il Tribunale per quasi 2 mesi si è interrotto per ragioni legate a degli impedimenti, diciamo, di salute. Quindi, insomma, nel senso, capisce, non è che poi non abbiamo fatto nient'altro, abbiamo tutti gli altri nostri, abbiamo fatto un sacco di udienze, voi avete parlato, avete mandato memorie financo ieri, qualcuno ha mandato la memoria financo ieri, cioè non è che poi il Tribunale si può inventare le ore che non ci sono. Quindi io penso sia nell'interesse di tutti che il Tribunale abbia, diciamo così, la condizione di poter decidere con la massima serenità.
non sono di un mese in più o un mese in meno che cambia obiettivamente. Noi se abbiamo fissato il 20 era l'unica udienza, poi non devo chiedere conferma delle mie parole, penso che insomma se io dico che è l'unica udienza del 20 settembre non venga messa in dubbio, come io non metto in dubbio quando voi mi prospettate una difficoltà. Quindi a questo punto non ci sono altre udienze né nei plessi qui né nel plesso di Re Bibbia, quindi l'udienza è il 20 settembre. D'altra parte, ripeto, ci sono anche delle settimane di riserva che hanno le colleghe, oltre al fatto che io ho delle udienze di assise su cose anche molto delicate già fissate, quindi andiamo al 20 settembre perché insomma questa è la determinazione del Tribunale. Tra l'altro l'avevamo già preannunciato. Chiedo scusa, se mi dà un attimo la parola. La Prego. difesa della Morelli avrebbe necessità di formalizzare un'istanza di revoca, atteso il rinvio al 20 settembre della misura dell'obbligo di dimora. Va bene, Per cui la vorremmo formalizzare adesso in udienza, perché se la deposito in cancelleria, se rimane a verbale, va sicuramente in feriale. Quindi Va potremmo bene, almeno... sentiamo il parere del pubblico ministero. Vuole aggiungere qualcosa sulla sua istanza? Avvocato? No. Sì, istanza di revoca dell'obbligo di dimora. Sta creando anche dei problemi per il lavoro, c'è anche la permanenza notturna, insomma. C'è una permanenza notturna e un obbligo di dimora, quindi vorremmo formalizzare un'istanza di revoca atteso il rinvio a settembre della decisione. Chiede la revoca, lei chiede la revoca in subordine l'attenuazione o chiede la revoca secca? Noi chiediamo la revoca secca, poi in subordine ovviamente... Non so se il PM vuole esprimere il parere. Sì, Presidente, c'è il parere contrario, mi sembra che un'istanza che sia motivata soltanto da una esigenza di rinvio senza apportare alcuni elementi di novità rispetto al quadro che è già stato vagliato e che alla base della misura attualmente imposta sia totalmente infondato, e quindi vi esprimo un parere negativo in merito alla istanza. Presidente. Prego. Dovete andare al microfono. Sì, Presidente, mi scusi, per la difesa carcea per Luciano e Lauretta Casamonica. Eccola. Scusate, se mi sono sbagliato pure il bastone e cammino assolutamente ridotto. Allora, Presidente, io intanto volevo che il mio assistito rendesse spontanee dichiarazioni. E aspetti, non vi agitate perché non le fa, nel senso che volevo sottolineare per l'ennesima volta che questa situazione di lontananza dal mio assistito ha creato è impossibile, doveva richiamarmi avanti ieri sera, non gli hanno fatto fare la telefonata perché dice che si fa una volta al mese all'avvocato. Io non posso stare con un cliente che sta a Caltanissetta ed io sto a Roma senza riuscire a parlare con lui. Ormai sono 3 anni e 3 giorni più o meno, 4 giorni eccetera, 3 anni e 4 giorni. Io ho parlato solo fino a che è stato qui, è stato sbolognato. Certamente, adesso fatemi fare la battuta. Io ho visto mai un collaboratore di giustizia o un informatore che si fa già 3 anni buoni di cose, di alta sorveglianza, trattato in maniera come vengono trattati questi. Abbiamo Santa Maria Capovetere, Doce, eccetera. Comunque a prescindere. Allora, dottoressa, volevo dirle, siccome io ho bisogno di parlare con lui prima che lui renda spontanea dichiarazione, il Tribunale non ha messo alcuna se lei fa il rinvio fino al momento in cui voi entrate in Camera di Consiglio, lui può fare le spontanee dichiarazioni, sarebbero non con i tomi eccetera, sono spontanee dichiarazioni 3, 4, 5 parole massimo. Questo è il discorso. Io vorrei fare presente che, visto che questo rinvio si vociferava ma non ero a conoscenza con certezza che ciò avvenisse, non ho fatto nessuna istanza, perché come lei ha visto io il 14 ho concluso per l'assoluzione totale da tutto. Allora non ho fatto altre richieste, però se si rinvia e naturalmente voi non emettendo la sentenza che io spero che sia di assoluzione non lo potete liberare, mi permetto di fare un'istanza oggi di intanto la cosa più importante, arresti domiciliari per Luciano Casamonica, perché in attesa che si venga valutata tutta la sua posizione. In via subordinata, e questo mi creda è una cosa indispensabile e veramente potrebbe essere costituzionale, perché la situazione di adesso io la ritengo incostituzionale, che venga spostato nel Lazio
con il carcere, anche perché poveretto Avvocato, c'ha lei 2 sa bambini, uno dei quali non lo vede da 2 lei anni. sa benissimo che il Tribunale non sposta nessuno perché ha abbastanza esperienza. Se ci viene una richiesta di nulla ossa, il Tribunale Sì, lui l'ha fatta la valuterà. richiesta, però se a noi non arriva nulla, noi non possiamo disporre alcunché. io non lo so se me la mandano, allora ma devo sollecitare il DAP, perché lui ha fatto come la crede, ma richiesta, insomma non è credendo come, di essere lei sa benissimo riavvicinato alla che non è famiglia. nel potere del Tribunale disporre dove sono i detenuti allocati, lo sa perfettamente, quindi è inutile che accredita una possibilità di questa natura perché non è nella competenza del Tribunale. Va bene, comunque. Però l'autorizzazione sempre il Tribunale la deve Ma dare. se dovesse venire il Tribunale farà le proprie valutazioni, ma certamente non ha il potere di disporre né è pervenuto nulla da questo punto di vista. Va bene. Comunque prendo Allora- atto e chiedo, insisto per allora gli arresti domiciliari nel caso Va che bene, vogliate sentiamo il valutare parere del questa pubblico possibilità. ministero su questa richiesta. Presidente, mi pare che a Luciano sia contestato un reato per il quale non sono previsti gli arresti domiciliari. Comunque parere contrario. 416 bis gli arresti domiciliari non sono previsti. Va bene. Ci vediamo il 20 settembre allora. Presidente, Avvocato Fabrizio Capezzoli, volevo avanzare un'istanza di sostituzione misura per Spada Cristina, a cui è contestato il solo 74, se è possibile. Però veramente poi avete anche la possibilità di farle poi per iscritto, anche perché fatte così verbalmente, capite voi, insomma, capisco che vi dovete far Il vedere discorso, quei Presidente, è passi- quello che lei aveva anticipato prima, che non vorremmo fossero decise dalla sezione Seriale. seriale, questo è il Avvocato, motivo per cui la... diciamo, non mi faccia, che vuole che le dica? Cioè, non è che il Tribunale adesso rimane 10 giorni per fare tutte le istanze, cioè, se noi possiamo farle, quelle che possiamo fare facciamo, ma poi insomma ci sono pure delle, no? Come Se dire. posso, brevissimamente, signor giudice, se posso formalizzarla. Mi dica lei, no, la Ma no, ma perché mi fa così, avvocato? Io non ne voglio dire nulla, sta a lei capire insomma se è il caso di formalizzarlo o meno. Se la vuole Io la formalizzare, formalizzo, faccio come crede. signor Presidente, per Spada Cristina, carcere da circa 2 anni in virtù di un aggravamento di misura. Ricordiamo che l'ordinanza genetica era l'applicazione degli arresti domiciliari. Dall'aggravamento della misura ha serbato sempre un comportamento esemplare in carcere. Ricordiamo che è madre di 3 bambini di tenera età. Questi bambini dapprima erano accuditi dalla suocera, dalla mamma di Spada Ottavio, che come è noto al Tribunale è venuta a mancare. Adesso sono affidati ad una cugina lontana della Spada. Sono 2 anni, ripeto, è in misura da oltre 3 anni e 2 anni circa, da 2 anni circa in carcere. Si ritiene che il quadro indiziario e il quadro probatorio a carico della Spada sia, a parere di questa difesa, ridimensionato rispetto all'impianto accusatorio. Ha un domicilio idoneo dove poter scontare la misura in regime di arresti domiciliari, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico. Non vi è pericolo di un eventuale inquinamento probatorio, atteso che il motivo per cui vi era stato l'aggravamento, atteso che insomma, la fase istruttoria di questo processo è pressoché conclusa. Quindi io ritengo che vi siano tutti gli elementi. Misura più adeguata e proporzionata può essere quella degli arresti Presso domiciliari. quell'abitazione? Presso l'abitazione sita in Vermicino, Via Tuscolana 64, Frascati. Frascati, via Tuscolana 64, che è l'abitazione, insomma, era precedentemente reclusa in regime Quindi di presso arresto. la propria abitazione. Parere del pubblico ministero? Ma Presidente, molto in breve, Spada Cristina ha contestato un reato per il quale è prevista una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, salvo che non vi siano elementi per ritenere che gli arresti domiciliari siano idonei. Che questi elementi non vi siano lo ha dimostrato la Spada Cristina con la sua condotta che poi ha determinato l'aggravamento della misura. Non c'è nessun elemento di novità, quindi il parere non può che essere contrario. Sì, Presidente, chiedo scusa, istanza di revoca formalizzo anche per Casamonica Celeste e il marito Spada Alizio, nonché Spada Celeste. A mio avviso il quadro indiziario è notevolmente mutato rispetto all'inizio, lo abbiamo visto appunto da tutta l'istruttoria. Il decorso del tempo, Spada Celeste sta in carcere da ben 3 anni e 4 giorni, gli altri 2 anni sono passati 2 anni e qualche mese e 4-5 mesi, quindi anche il decorso del tempo ha la sua influenza. Come la custodia cautelare, sappiamo tutti, non deve
essere una anticipazione della pena. Le esigenze cautelari sono notevolmente scemate, non c'è il pericolo di inquinamento prove, l'istruttoria è finita, non si può appunto inquinare più niente, il pericolo di fuga non c'è, abitano lì da 50-60 anni, sono stabili, quindi sicuramente non hanno intenzione di fuggire, come non esiste anche il pericolo di commissione degli stessi reati. Quindi chiedo la revoca della custodia in carcere con una sostituzione inafflittiva, l'obbligo di firma o gli arresti domiciliari anche con il braccialetto presso la propria abitazione, sempre Frascati, via Tuscolana 64. Presidente... Per Spada Celeste, mi scusi, Roma, vicolo di Porta Furba 59. Io volevo soltanto, in qualità di codifensore di Spada Celeste, associarmi all'istanza del collega Golemme, rappresentando altresì le precarie condizioni di salute di Spada Celeste, la quale ha anche scontato il Covid in carcere, che ha debilitato ulteriormente il soggetto, già aggravato da numerose patologie. Quindi per il resto poi mi associo a tutte le considerazioni fatte dal collega Golemme, insisto nella sostituzione della misura con quelle degli arresti domiciliari. Spada Celeste. Sentiamo il parere del pubblico ministero. Ma Presidente, siamo sempre al discorso di prima. Un attimo, ho chiesto un avvocato, per favore, ho chiesto il parere del PM su questa istanza. Prego. Siamo sempre al discorso di prima perché sono reati per cui c'è la presunzione relativa di adeguatezza del carcere. Per quanto riguarda Spada Celeste, le condizioni di salute andrebbero documentate, non si fanno con le chiacchiere, andrebbero documentate e poi se le condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione carceraria si valuterà. Per quanto riguarda una frase dell'avvocato Golemme, noi riteniamo che invece dal dibattimento sia emerso in modo incontestabile, non parlo della gravità indiziaria, la valuterà il Tribunale, ma sull'esigenza cautelare di cui è la lettera C, cioè il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie per cui si procede, mi sembra che sia emerso in modo evidente. Proprio Spada Celeste, Casamonica Celeste e Spadalizio vivono del provento di quei reati. Quindi io non voglio arrivare a dire che non c'è il pericolo ma la certezza di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Certo, per avanzare una richiesta di sostituzione della misura bisognerebbe portare un elemento di novità diverso dal mero decorso del tempo che, come è noto, secondo la Cassazione non è sufficiente a far ritenere affievolite le esigenze cautelari, per cui il nostro parere è contrario. Va bene, allora ci aggiorniamo al 20 settembre. Scusi, Prego, mi avvocato. perdoni. Pensavo che il collega Albertario avesse già chiesto anche per Lauretta Casamonica. Posso integrare, voglio chiedere la possibilità. La situazione di Lauretta Casamonica, che riguarda soltanto Gramigna 2, e che praticamente è incentrata, come ho detto anche l'altro giorno del 2 in discussione, è incentrata soltanto sull'episodio Barcaccia, il quale ha dichiarato espressamente in questa causa, che dovrebbe essere con istruttoria dibattimentale, che la Lauretta non gli ha fatto nessuna minaccia. A questo punto questa poveretta si è fatta il carcere, sono state levate l'unica fonte di guadagno della famiglia, c'ha il marito malato, il bambino, il ragazzo è un disabile e le figlie sono scappate e praticamente c'ha una situazione drammatica. Si è fatta già 2 anni di carcere. Io ritengo che a fronte di una situazione come quella che emerge chiarissimamente da tutte le carte del processo, io chiedo che dovrebbe essere o scarcerata o quantomeno in attesa della sentenza, perché la scarcerazione già l'ho chiesta quando ho chiesto l'assoluzione, arresti domiciliari presso l'abitazione via Garofalo. Fare una brevissima replica. Scusate però un attimo di pazienza. Sì. Se vi sedete un attimo, perché mi pare che... Allora, indichi la casa, avvocato Carcea, per Lauretta, Garofalo, qual è la casa? Il numero civico non me lo ricordo, comunque via Garofalo, dottoressa, io non è che mi posso ricordare, cioè io non pensavo di fare il processo. Vabbè, avvocato, ma allora uno l'istanza la fa quando è in grado di articolarla, in grado di indicare un luogo. Vabbè, pazienza, però cerchiamo di essere... Lo sa il pubblico ministero, lo sa benissimo. Ok, lo sa il pubblico ministero, gliela facciamo fare al pubblico ministero. Sentiamo il parere del pubblico ministero sul punto. Nei confronti di questa poveretta. Presidente, a parte che non è stato neanche indicato un domicilio idoneo
allo Stato che si vorrebbe integrato dal pubblico ministero, dico, ma le considerazioni sono quelle che sono state fatte finora, non abbiamo portato alcun elemento di novità a sostegno della ritenuta cessazione di esigenze laterali. Parliamo di reati per i quali, come dice giustamente il collega, vi è una presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere che certamente non può essere scalfita dall'assenza di elementi nuovi. Mi sembra che anche in questo caso si argomenti sulla base del mero decorso del tempo per il quale la signora Casamonica è ristretta, che per costante giurisprudenza Suprema Corte è come tale inidoneo ai fini che vengono richiesti, quindi il parere è necessariamente contrario. Va bene. Volevo soltanto fare avvocato Capezzoli per Spada Cristina e anche per Spada Celeste, una semplice considerazione. Presidente, l'avvocato aveva anticipato una replica al parere del PM, io dico che non è prevista, quindi mi fermerei pensavo qui. che volesse fare un'istanza che non aveva formalizzato, cioè qui se no prendete carta e penna, scrivete tutto quello che volete scrivere, come è nel normale contraddittorio quando c'è il profilo cautelare. Sì, Presidente, prego, buongiorno. Avvocato Corroppoli per Bellardini Alessandro. Io Bellardini Alessandro. Volevo reiterare la richiesta che già ho fatto per il Bellardini in sede all'esito della mia discussione il 28 maggio e volevo formalizzarla, quantomeno quella della sostituzione della misura, dell'attuale misura con quella degli arresti domiciliari, tra l'altro in un luogo assai lontano e diverso da quello dove sono stati commessi i fatti, presso l'abitazione della zia. E credo che la posizione del Bellardini, anche alla luce non soltanto dell'attuale fase processuale, ma di quello che è emerso anche dalla più volte ricordata sentenza della Corte d'Appello, credo che il suo coinvolgimento possa essere senz'altro rimodulato alla luce di quelli che sono stati i riscontri che sono emersi anche in sede dibattimentale. E pertanto insisto appunto in questa richiesta che dovrebbe... Scusate, però se non fate silenzio qui sapete che la forza è pessima da questo punto di vista. Il luogo dell'eventuale detenzione è sito in Sgurgola Marsicana, via Marroni San Giovanni numero 2, presso l'abitazione della zia. Ma non avete una cosa... Sì, ho un'istanza scritta che deposito e faccio vedere. Se no così non riusciamo neanche a verbalizzare compiutamente. Sentiamo il parere del pubblico ministero, quindi chiede la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari nell'indirizzo indicato nell'istanza scritta che deposita, che viene allegata al verbale. Sì, Presidente, a parte la presunzione relativa di adeguatezza, lei troverà traccia di questa Patrizia Bellardini nelle intercettazioni, cioè questa è stata pure intercettata e sono state intercettazioni rilevanti nella ricostruzione dei fatti, ha deposto il maggiore Flocca, quindi non mi sembra proprio un domicilio idoneo. Va bene, quindi c'è parere contrario. Va bene. Allora, ci riaggiorniamo all'udienza indicata per il rinvio alla Bunker di Rebibbia, ora 9:30, 20 settembre 2021, con il ripristino delle modalità del videocollegamento. L'udienza è tolta.